Pace e bene a voi presenti, a quanti sono in collegamento televisivo con il santuario di San Leopoldo a Padova. Iniziamo la Santa Messa con il Cantico dei Redenti che troviamo al numero 5. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi. In questo primo venerdì del mese ci ritroviamo nuovamente attorno all'altare del Signore perché desideriamo fare esperienza della sua misericordia. Vogliamo spalancare le porte della nostra vita all'accoglienza della sua grazia, all'accoglienza del suo perdono. Desideriamo convertire il nostro cuore verso il suo cuore. Riconosciamo di essere peccatori e con fiducia accogliamo ancora una volta la misericordia di Dio. Pietà di noi, Signore. Signore, mostraci la tua misericordia. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni tutti i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Preghiamo. Dio Onnipotente e misericordioso, donaci di essere intimamente purificati dall'impegno penitenziale della Quaresima per giungere alla Pasqua con spirito rinnovato. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro della Genesi. Israele amava Giuseppe più di tutti i suoi figli, perché era il figlio avuto in vecchiaia e gli aveva fatto una tunica con maniche lunghe. I suoi fratelli, vedendo che il loro padre amava lui più di tutti i suoi figli, lo odiavano e non riuscivano a parlargli amichevolmente. I suoi fratelli erano andati a pascolare il gregge del loro padre a Sichem. Israele disse a Giuseppe: «Sai che i tuoi fratelli sono al pascolo a Sichem? Vieni, ti voglio mandare da loro».
Allora Giuseppe ripartì in cerca dei suoi fratelli e li trovò a Dothan. Essi lo videro da lontano e prima che giungesse vicino a loro, complottarono contro di lui per farlo morire. Si dissero l'un l'altro: «Eccolo, è arrivato il Signore dei sogni. Orsù, uccidiamolo e gettiamolo in una cisterna. Poi diremo: una bestia feroce l'ha divorato. Così vedremo che ne sarà dei suoi sogni». Ma Ruben sentì e, volendo salvarlo dalle loro mani, disse: «Non togliamogli la vita». Poi disse loro: «Non spargete il sangue, gettatelo in questa cisterna che è nel deserto, ma non colpitelo con la vostra mano». Egli intendeva salvarlo dalle loro mani e ricondurlo a suo padre. Quando Giuseppe fu arrivato presso i suoi fratelli, essi lo spogliarono della sua tunica, quella tunica con le maniche lunghe che egli indossava. Lo afferrarono e lo gettarono nella cisterna. Era una cisterna vuota, senza acqua. Poi sedettero per prendere cibo. Quand'ecco, alzando gli occhi, videro arrivare una carovana di ismaeliti provenienti da Galaad, con i cammelli carichi di resina, balsamo e laudano, che andavano a portare in Egitto. Allora Giuda disse ai fratelli: «Che guadagno c'è a uccidere il nostro fratello e a coprire il suo sangue? Su, vendiamolo agli ismaeliti, e la nostra mano non sia contro di lui, perché è nostro fratello e nostra carne». I suoi fratelli gli diedero ascolto. Passarono alcuni mercanti madianiti. Essi tirarono su ed estrassero Giuseppe dalla cisterna e per 20 sicli d'argento vendettero Giuseppe agli ismaeliti. Così Giuseppe fu condotto in Egitto. Parola di Dio. Ricordiamo, Signore, le tue meraviglie. Il Signore chiamò la carestia su quella terra, togliendo il sostegno del pane. Davanti a loro mandò un uomo, Giuseppe, venduto come schiavo. Gli strinsero i piedi con ceppi, il ferro gli serrò la gola, finché non si avverò la sua parola e l'oracolo del Signore ne provò l'innocenza. Il re mandò a scioglierlo, il capo dei popoli lo fece liberare, lo costituì signore del suo palazzo, capo di tutti i suoi averi. Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito. Chiunque crede in Lui ha la vita eterna. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna, la circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini
e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio, dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: costui è l'erede, su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini? Gli risposero: quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini che gli consegneranno i frutti a suo tempo. E Gesù disse loro: non avete mai letto nelle scritture la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo? Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti. Udite queste parabole, i capi dei sacerdoti e i farisei capirono che parlava di loro e cercavano di catturarlo, ma ebbero paura della folla perché lo considerava un profeta. Parola del Signore. Sappiamo che Vangelo significa buona notizia. Potremmo chiederci, dopo aver ascoltato la parola di Dio di questa venerdì della seconda settimana di Quaresima, potremmo chiederci: ma dove sta la buona notizia di questa parola, di questo Vangelo? Abbiamo sentito parlare di bastonate, di uccisioni, di lapidazione, di rifiuto, di malvagità. Dove sta la buona notizia? La buona notizia, credo di capire, sta in questo. Il Signore continua ad avere una passione infinita, nonostante tutto e nonostante tutti, per la sua vigna, per il suo popolo. E con passione, con amore, con dedizione totale continuerà a fare di tutto affinché la sua vigna possa produrre frutto e che il frutto prodotto dalla vigna possa essere raccolto e goduto. Nonostante l'infedeltà di coloro che devono raccogliere i frutti, come abbiamo sentito nel brano del Vangelo, nonostante la loro infedeltà, comunque il Signore non decide di eliminare la vigna, ma decide di continuare con amore e compasione a coltivare la vigna affinché essa porti frutto. E la vigna del Signore siamo noi. E il Signore continuerà a donarci il suo amore e la sua salvezza, continuerà a cercarci con passione anche quando
la nostra vita non porta frutto secondo il suo cuore, o non raccogliamo il frutto secondo il suo cuore. E poi l'altra buona notizia che il Signore ci dona è questa: la pietra scartata dai costruttori è diventata la pietra d'angolo. Raccontando questa parabola del Vangelo, Gesù sta raccontando quello che sarà il suo destino, quello che avverrà di lui. Verrà lui, il figlio, verrà rifiutato, cacciato, ucciso, abbandonato. Eppure la pietra scartata dai costruttori diventerà la pietra d'angolo, cioè la pietra d'angolo è la pietra, potremmo dire, principale che sorregge tutto l'edificio. Togli via quella pietra lì, cade tutto. Il Signore è la pietra d'angolo della nostra vita. C'è assolutamente necessità che nella nostra vita ci sia questa pietra d'angolo. Se non c'è questa pietra d'angolo, cade tutto nella nostra vita. Per stare in piedi, per una vita vissuta in pienezza, per una vita vissuta nella bellezza dell'amore, c'è bisogno della presenza della pietra d'angolo, che è il Signore Gesù, morto e risorto per ciascuno di noi. Allora non scartiamola questa pietra, ma accogliamola nella nostra vita con fede e con umiltà, perché la nostra vita possa essere vissuta producendo i frutti graditi a Dio. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto anche questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Lavami, Signore, da ogni colpa, purificami da me. Fratelli e sorelle, pregate perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. O Dio, la tua benevolenza preceda e accompagni sempre i tuoi fedeli sulla via della fede e li prepari a celebrare degnamente questi misteri per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo
A te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai stabilito per i tuoi figli un tempo di rinnovamento spirituale, perché si convertano a te con tutto il cuore e, liberi dai fermenti del peccato, vivano le vicende di questo mondo sempre rivolti ai beni eterni. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della tua lode. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Salvaci, o Salvatore, salvaci, o Salvatore, o Salvatore del mondo. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Umilmente ti preghiamo, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Flavio, Antonio, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto.
Di noi tutti abbi misericordia, donaci d'aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Leopoldo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare al nostro peccato ma guarda alla fede della Chiesa, donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, abbi pietà. Agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, abbi pietà. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo e dona la pace. Beati noi, anche oggi invitati alla cena dell'agnello. Consacrazione del genere umano al cuore di Gesù. O Gesù dolcissimo, o Redentore del genere umano, riguarda noi umilmente prostrati innanzi a te. Noi siamo tuoi e tuoi vogliamo essere, e per vivere a te più strettamente congiunti, ecco che ognuno di noi oggi spontaneamente si consacra al tuo sacratissimo cuore. Molti purtroppo non ti conobbero mai, molti disprezzando i tuoi comandamenti ti ripudiarono. O Gesù, abbi misericordia degli uni e degli altri, e tutti quanti attira al tuo sacratissimo cuore. O Signore, sii il Re non solo dei fedeli che non si allontanarono mai da te, ma anche di quei figli prodighi che ti abbandonarono. Fa che questi quanto prima ritornino alla casa paterna per non morire di miseria e di fame. Sii il Re di coloro che vivono nell'inganno e nell'errore o per discordia da te separati. Richiamali al porto della verità, all'unità della fede, affinché in breve si faccia un solo vile sotto un solo pastore. Largisci, o Signore, incolumità e libertà sicura alla tua Chiesa. Concedi a tutti i popoli la tranquillità dell'ordine. Fa che da un capo all'altro della terra risuoni quest'unica voce. Sia lode a quel cuore divino da cui venne la nostra salute. A Lui si canti gloria e onore nei secoli dei secoli. Amen.
rotavi sempre più dolce cuor del mio Gesù. Preghiamo. Il pegno dell'eterna salvezza che abbiamo ricevuto in questi sacramenti ci aiuti, Signore, a progredire nel cammino verso di Te per giungere al possesso dei beni eterni per Cristo nostro Signore. Preghiera per intercessione di San Leopoldo. Signore Gesù, nostro Creatore e Salvatore, nella tua vita terrena ti sei fatto vicino ai malati e agli sfiduciati. Guarda con compassione coloro che soffrono a causa del tumore. Assisti quanti sono al servizio della salute e della vita. Sappiano coniugare sempre la competenza professionale con una premurosa disponibilità. Illumina i ricercatori nella scoperta di nuove cure. San Leopoldo, tu hai consolato tutti coloro che si accostavano a te e li affidavi alla Vergine Maria. Fa che nella grande preoccupazione per questa malattia fiorisca la gratitudine per la vita e la speranza che la salute ritorni. Amen. Il Signore sia con voi. Dona a questo tuo popolo, Signore, la salvezza dell'anima e del corpo, perché perseverando nelle opere buone sia sempre difeso dalla tua protezione, per Cristo nostro Signore. Scenda su di voi la benedizione di Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita. Andate in pace. Inno a San Leopoldo 190. Leopoldo è l'uomo giusto che ripone la sua fiducia piena nel Signore. Lo loda con la bocca e con il cuore, serve con tenace fedeltà. Signor, la voce ascolta di Padre Leopoldo, l'umanità sconvolta riscopra la bontà. Risplende come luce con letizia, dispensa la divina verità.